Il corso Operatore del benessere indirizzo acconciatura è un corso a qualifica triennale nel quale si acquisiscono competenze culturali e competenze professionali. Inoltre, cosa importante, si assolve l'obbligo scolastico. Gli allievi vengono seguiti e supportati con una didattica inclusiva, personalizzata e seguiti anche in aula a partecipare attivamente alle lezioni e anche in laboratorio attrezzato con strumenti settoriali. L'offerta formativa nei primi 3 anni, che si sviluppa in 990 ore, delle quali 500 professionalizzanti, prevede una parte di asse culturale dove si studiano materie come italiano, inglese, matematica, scienze, e una parte di asse professionale dove le materie si dividono inizialmente in teoriche e poi vengono sviluppate in modo pratico in laboratorio. Tutte le materie vengono introdotte gradatamente nel corso dei 3 anni. Nel primo anno vengono inizialmente trattate materie come l'apparato tegumentario, l'apparato pilosebaceo, una parte dell'accoglienza e una parte della pianificazione in forma teorica. Poi, sempre in forma teorica e successivamente in modo pratico, vengono trattate materie come la versione dello stelo, le pieghe a forma bigodini e il taglio in forma piena. Nel secondo anno vengono introdotti i servizi tecnici e in vista dello stage si inizia dal colore e via via si introducono tutti gli altri servizi come le schiariture, la permanente, la stilatura, che vengono appunto trattati prima in modo teorico e poi sperimentati in modo pratico all'interno del laboratorio. E si completa tutta la parte relativa al taglio, quindi tutti e 4 i tagli base. Nel terzo anno l'allievo avrà la possibilità di completare e approfondire tutti gli argomenti trattati negli anni precedenti, anche con simulazioni in laboratorio e naturalmente la parte pratica, e parteciperà anche in quest'anno allo stage e tutto sarà svolto in modo che l'allievo abbia sempre di più sicurezza di sé. In questo percorso scolastico si dà anche spazio alle attività extracurricolari, come la sfilata di acconciature del terzo anno come finale di questo percorso, ma anche la preparazione di eventi che si fanno a scuola, dove è indispensabile la presentazione estetica della persona. Inoltre, per facilitare l'emersione delle competenze trasversali dei ragazzi, si è pensato anche di addentrarsi nello specifico nella cura dell'aspetto dell'anziano e del disabile. Quindi tutte queste attività, stage, attività extracurricolari, il nostro seguire il ragazzo per farlo crescere sia come individuo soprattutto, e dargli quelle competenze che servono per entrare nel mondo del lavoro e collaborare con le aziende, e anche come aspetto professionale spendibile nei saloni di acconciatura.